Questa edizione del Sardinia Job Day è una delle, ritengo, delle edizioni più importanti a livello nazionale. Intanto sottolineo che non è una fiera nella quale ci sono solo occasioni di lavoro che vengono messe a disposizione dei 14.000 cittadini che si sono registrati e che aspirano ad avere un colloquio e quindi anche una possibile opportunità. È una vetrina nella quale si dà trasparenza all'azione dell'amministrazione, è un momento di incontro, di apertura quindi della Regione nei confronti dei disoccupati, delle imprese, della società sarda nel suo complesso, per dimostrare quelle che sono le attività che vengono portate avanti quotidianamente dai centri per l'impiego. Lì vengono concentrati in 2 giorni tutte le azioni di orientamento, di presa in carico, di incontro domanda-offerta che vengono realizzate, dicevo, quotidianamente dai centri per l'impiego diffusi in tutto il territorio regionale. È importante partecipare per fare politiche attive, cioè per capire perché non si riesce a accedere a un colloquio e perché il curriculum viene scartato quotidianamente. L'accesso al mercato del lavoro è un percorso, non è un mordi e fuggi, è necessario avere tanti strumenti anche informativi e informatici per accedere oggi al mondo del lavoro. Nell'ultimo evento abbiamo avuto 54.000 curriculum, 30.000 sono stati scartati la prima mezz'ora. Questo è uno spaccato di quello che è il mondo del lavoro oggi. Abbiamo in questo momento 15.000 candidature per gli oltre 3.200 vacanze disponibili, solo quelle regionali, più le 724, se non ricordo male, a livello comunitario. Questo è quello per accedere al mondo del lavoro con gli strumenti regionali e far capire che cosa fa un centro per l'impiego quotidianamente. Questo è il nostro obiettivo finale. Questa giornata ci servirà anche perché tutti possiamo orientarci per fare gli investimenti giusti in istruzione. Qualche volta abbiamo persone che sono istruite ma hanno le competenze che oggi non sono attivamente cercate dalle imprese e magari invece non hanno quelle che le imprese stanno cercando. Questo si chiama una difficoltà quasi di dialogo tra imprese e le persone che cercano lavoro, e giornate come queste servono per avere un linguaggio comune, per allineare le esigenze. Anche in questo modo, e forse soprattutto in questo modo, si combatte l'altissima disoccupazione che abbiamo ereditato dal passato.